Salute e benvenuti a tutti. Oggi sento e un calare di situazione. Vi domandate perché? Perché che oggi vi parleremo di a casa. E se a casa canteremo con Jean-Paul, sento e lui imparerà a creare qualcosa con le nostre mani. Andremo a trovare un nostro caro Leandro che ci aspetta per una chiacchierata di beto a casa. Oh, che bella vita! A nostra canterina ci ha già approntato la sua canzone. Caffè con l'acqua viva. Andremo a trovare di nuovo Jean-Jean Trombetta e la Zonduinella. Scopriremo di nuovo la vita degli animalucci così cari che ci piacciono assai a noi. Ma per ora apriamo e porta di un nostro programma. Jean-Paul, salute! Salute Francine, vabbè. Va benissimo, quando vengo qui dice che tutto va bene. Allora, Oggi impariamo una canzone di Fratelli Vincenti. questa lì mi piace. Che hai scelto con ta tematica di a casa? Partimenti. Bella sicura. Dunque, è una magnifica canzone che parla di spartire. La conosci manco? Bella sicura che conosco. Allora, Jean-Paul, è di Bourbon o di Cantiamo Valassent? appena. Cantiamo appena. E tocca a te, oh sorella. A casa siamo contenti da quando t'era zitella so fatti gli spartimenti noi non andiamo di male ci pigliamo di asellore tu è lo che di Fiuminale di così bello rapore tu per un ribiglio aspettiamo che l'urtessi Due seratona. santo sai in due si trova in usatello e entrarci da punta un'ampolla che ne potremmo fare con le nostre mani tocca a te Osa. Ampolla. Per fare un'ampolla ti ci vuole un giummello in filo colorito ed risore, una bottigliola in colla liquida, un'ampolla, una bella manata di lustinelle, un pezzo di filo di ferro e un pezzo di carta appiccicatoia colorita. Disegna e stelle a carta appiccicatoia e tagliare quei risori. Attenti a rispettare i contorni. Appiccica e stella annanta all'ampolla. Una da una parte, un'altra e una in cima. Torci un pezzo di fil di ferro fatto a fibbia in un fondo dell'ampolla. Mettili in colla liquida annanta all'ampolla e lampagi e lustinelle. Caccia e stelle da un lescianne che avora. Fa passare un filo in una Bibbia da appendere l'ampolla. Ecco, egli è pronto. Allora va, tocca a te. Ma in due sera tu santo non è mai qui quando hai bisogno di lui. Sei qui, dove eri? Non me ne parla. Ma sai che in una casa c'è sempre bisogno di imbelliscere. Beh. Allora, è tanto, chiamano a me che sono solo manesco qui. E tanto prima vari e mi metto a travaglio. Non cambia mai, basta che tu fia qualcosa e tutto ognuno la sa. Perché dici? Ta figlia, qui
che lui sia in cucina, non salotto. Tu hai sempre bisogno di qualcosa e tanto a quale chiami? A santo. E allora, un si tu di l'uomo che tratta neologo, a quale chiama se non a te? Ma ad ogni paese che tu scopri, arreghi qualcosa. E allora, mi garba assai a me. Mi piace di battere nei paesi e di portare un oggetto, una pittura. Che ne so io? Anche di stare a sentire musica di qua là, mi piace così. E tanto santo faccio un mobulo, una scancia per sciaccare tutti i dogaraglioli qui. I mogaraglioli. Chiami questa i mogaraglioli. No, questo è opera d'arte. Un fussi che per un valore sentimentale, poi più di questa. Aiuto l'artigiano di un logo. Vabbè. Rimarco un affare. Un si contento che quando da regua a roba olcia, così un troino da di. Ma di vera che tanto, sai, ma lungo l'antomo sofà, c'ho l'occhio e mi sciacco quella roba dolce. E penso a tutti gli artigiani che l'hanno fatta per noi. Ma un minuto sei un po' sta, eh? E poi faresti meglio a piantare per su zucchero. Che vuoi dire? Non da barlo e mi intendo. Buona. Sai, avrebbe bisogno che tu mi fessi un piccolo mobile, vedi, con una vetrina per mettere tutti i miei personaggi che ti ha regalato di moi viaggio. Oh, santo come tu sei bravo. Tanto so bravo, né? Vai che tu sei lunga. Buona. Lasciamo andare un mattello e dammi appena di tempo. Tu sì che sei un uomo è. È un uomo d'arte, ma ce la capimmi. Sai, un giorno, ha già fatto una mostra con tutte le opere d'arte. E perché scherzi sempre così? Ah, un scherzo mio, qua di urgo. In serio ti parlo, ha già fatto una mostra. È vero? Yeah. Bo subito un mattello a tagliare un mobulo di quelli. Così noi ne approfittiamo per andare a trovare la nostra ganterina. A te. Quando a Magina Marizza Bonora, sempre contento come un pascià. Mi veni in corre di sorte vora, berra lo tempo giochi voleva. Ma se l'ubio e se l'eni un lato, mi ne entro in casa e gigaba. Sta pura dorme un è peccato, sta manevio un si può travagliare. Oh, che bella vita, che tutto il mondo la giga, caffè con l'acqua vita, dopo cognac e te. Oh, che bella vita, che tutto il mondo la giga, caffè con l'acqua vita, dopo cognac e te. Dopo mezzogiorno appena mangiato, sento un'oggia che spicaccia ma. Sta oggia è quella di un camerato che per le donne mi bida andà. Se lui mi venne l'occasione d'una gidella subita. Subito oggi una passione e mi ne scordo anche di mangiare. Oh, che bella vita, che tutto il mondo la giga, caffè con l'acqua vita, dopo cognac e te. Oh, che bella vita, che tutto il mondo la giga, caffè con l'acqua vita, dopo cognac e te. Tutte le volte mamma mi dice sta galoppata un po' dura e meglio che tu pia moglie ad saluta si ne va. Io per le donne sono appassionato, mangio i soli in concida. A me c'è babbo che m'ha imparato e per la vita non mi posso scordare. Oh, che bella vita, che tutto il mondo la giga, caffè con l'acqua vita, dopo cognac e te. Oh,
belli stunanti gli animali di Avabriguccia. Certi parano mascherati, certi dormono un giorno e sortono di notte, ed altri campano sottudera. Mi pare che io adesso che non scopriamo oggi ad unisce queste tre particolarità. Andiamo a scoprirlo. Così strano sto dasso. Odide, i conosci dei dassi. Sono mami verucci, cu gabu longo longo, l'aricciole e una peluccia vita, nera, castagnina, gialliccia o bianca. Sono animali notturni, fanno i suoi affari di notte e dormono un giorno. So turzotti, zampigorti e so granfie so fatte d'incanto da scava. Quando non so fuori a buscarsi qualche boccone, scavano e stanno in asodana. Li piace a mangiarmi, ma mangiano quasi tutto. Massimo guniglioli, tobi, ranocchie, frutti, iande. So strani sti animali e a cale che li abbiginino dall'uomo. Attenti, un biscordate che li so salvatichi, ma io alla gali tranquilli. Ehi, ora sa che tu venga a cantare con noi un poco. Tutto a tempo un po' su va. Ma fa, si sempre no, mille so culandi. Cosa cantiamo? Ma ora aspettiamo a Francine per sapere. Ah, osa, ti cercavo dappertutto, mi faceva tutto il giro e Ce n'è Avabriguccia. sempre una di rito, una manca. Ah, ma è colpa sua? Si buona. sempre in ritardo. Cosa cantiamo? Mi come le azzezuia, hai visto? Beh, Già cantiamo? hai cantato, che abbiamo imparato. Allora, cantiamo i spartimenti. Piemo... Uribio. A casa casa per per te, udioso per me, tutto si ne va, non si può parlare. A casa per te, udioso per me, tutto si ne va e non si può parlare. Per essere fatti con cuore, un so cos'è tu risenti, qualcosa che si ne muore, parla due spartimenti e si ne muore una maniera di campare uno con l'altro, anche pure a strasiera, ma di spirito sano e salvo. Canta orribile come a casa per te, udioso per me, tutto si ne va, non si può parlare. A casa per te, udioso per me, tutto si ne va e non si può parlare. Buona, vedo che tu la canti proprio Eusa. Vieni con me, che ora è un nostro davvero, perché che manda a cucinarci qualcosa, si Ma gli va pronto? così e mi faccio anch'io a pausa. Buona, Andiamo a farvi dopo. qualcosa. Allora, che pidi tu, santo? Io più udioso, tu? E come momento preferito, abbiamo da chiamare un nostro amico Leandro. Salute caro Leandro, come sei? Come sempre, beh. E tu? Si vede che tu si bene quando maglietta rossa. Leandro, oggi è una tematica che a me mi piace assai, la tematica di a casa. A casa? Beh, qui sono in casa. Allora, sei in casa e dici appena, campi in un appartamento o in una casa? Allora, quando è in città, la gente campa piuttosto in un appartamento, ma quando è in paese, è piuttosto in una casa. Allora, dimmi appena, per te, quale sei la bellezza che tu preferisci in una casa? E io la cucina perché a me mi piace assai a mangiare, quindi è quella che si mangia. Ah, ma ti accavi di cucinare qualcosa con mamma? A te? Io facciamo biscotti, facciamo di tutto.
Mi imbidarei a paspau de biscotto e cicolata. Ma io, Francine. Ti propongo di fare un piccolo yoga, che ne dici? Sono sicuro che ti hai approntato le indovinelle. Vabbè, Allora, andiamo. ce n'è una di baia, una di legno e una di pedra. Allora, qui penso che tu sia in traccia di parlarmi di a casa dei 3 porchetti. Ie, fiere di aiguille e 3 porchetti. Sono magnifici i 2 porchetti, continuiamo. Allora, so fatto di zucchero, di biscotto e di bombo. Fireggia, come so. Tu sei a casa di Ansel e Gretel. Brava. Allora, so a casa di Yakari e gli indiani in generale. Allora, dice radio che tu sei un tipi? Ie, fireggia o bello tipi. Ah, è bellissimo. Sei tu che l'hai fatto sto tipi? Ie. Allora, sei anche bravo a fare i disegni a gioco. Leandro, o tempo passa sempre in furia con te. Ci siamo campati oggi donne, abbiamo imparato donne e non mi scordo di l'invito per un biscotto. Ti abbraccio di cuore e ti dico a presto. Allez. Ora abbiamo dato a bed ciò che c'è di noi non terra desuggiare in quanto a lingua corsa. Mi driga l'ora di vedere se Jean-Jean Trombetta ci ha proposto un'indovinella nuova. Buongiorno a tutti amici, vediamo subito la nostra domanda d'oggi. In la canzone a chitarra di Diana Di L'Alba, a chitarra tralasciata, in casa, in due l'hanno piccata. A risposta a vi daremo a 20 rimissioni e a la pagina Facebook di Avabriguccia. Ma va cari, tocca a voi! Oh santo, vedi, sono tracce di via tutti i mobili qui a Fabriguccia. E beh, mi mando in due tai il tempo per imparare a fare un calaro. E pera, sai va tutto. A voi di. Voi sai che ha giocato anche al Brasile io. Allora, Non ti mica conta? non parlo a questa. Figurati che quando ero là c'è stato un temporale tremendo. O più una casarita. Agita sana a Caterno. Oh, goccio santo, ciò che t'hai campato. Voi di. Boh, e tanto io cosa mi dici? A Parco che c'è una foresta da manda vicino, di qua là. L'Amazonia. Ah, ci sei andato anche tu? Lasciamo correre. Allora, Dunque, Pio, Mosè, gatto, Fagiano e Peggiolo e Pertimo. quali erano i amici? No, un mosumere e un cane. I amici che? Lasciamo. Giunto là, mi metto, come se ragazzo, mi metto a siga arbori a più pure. E Fagiano e lui, la rigava a città. Fagiano solo, ha strascinato solo tutta sta legna. Si è detto quello che mica Fagiano, tu. Oh, buona chi. Ecco chi, io. Tanto mi metto a fare mobili, finestre, porte, tetti. Ecco che in 2 mesi ha ricostruito la città sana. E ma allora, santo, chi dirà il ruolo di Odogane? Peggiolo. Peggiolo è lui in città e tavole che Fagiano e portava dalla foresta. Allora, so capisco questo, di sto assente. Se tu colpevole di questa sforestazione dell'Amazonia, vai pure tu per l'ecologia sei bravo. Ma forse non podia mica lasciare tutta sta gente senza detto. Allora, puoi sapere un nome di questa città che ti hai ricostruito? Santos città. Santa Sì, città. Santos città. Ma sai, con tutto ciò che ti hai fatto Berelli, ti buiano anche aver regato una statua. E ma hanno fatta figurati, io sono ritto così davanti a Pedrio. Cosa ti vive o corcovato? Poi, cosa, lascia. Mi fa ridere. Ci campiamo questo santo, ora si bianco per un corcovato. Ci facciamo una piccola pausa per riviare appena un gerbello. Andiamo a ritrovare i nostri amici che già imparano a fare qualcosa con le nostre mani. E cudo a te. Un arborello. Pa fa un arborello ti ci vuole un frigetto abbastanza lungo, una pistola in colla, un boghi di rucchietti, un pinello e l'incolla,
lana rossa, forbici, una travauratrice. Taglio una striscia di 3 o 4 cm in la carta da disegni. Appiccica i ruttietti l'uni sotto all'altri, i più corti in su, davanti a punta di uialico, i più lunghi sotto. Finisci con 2 o 3 altri corti. Taglia carta, che è in troppo. Taglia una misura di vrigetto. Fa un tavone in una carta da fa passare il vrigetto. Si può coprire i ruttietti con un vernice da che li luccichino. Taglia un tirchiarello di carta. Mettigi appena d'incolla e intorti a lana come a granitola a Nantes. Per compie, appiccicala in cima di l'arboro. Ora, tocca a te. Ci siamo campati. Ah, veramente. Era uno. Jean-Paul, ti siamo mancati? Ma mi finisce sta canzone o no? Ah, ma siamo giunti apposta per compiere questa canzone. Chi dici? Allora, ci vediamo subito una strofa. Ci vedremo un di tanto. Si pronto? Allora. Ci vedremo un di tanto. Un giorno, un'ora rubata. Ugore quando è stanco, si va anche una scappata. In casa due è nato, i lumi non sono mai spenti, anche se luce è passato. Hanno gli spartimenti. Ci vediamo una piccola pausa. Sape da me, mitrica di Isabè a risposta dell'indovinella di Jean Trombetta. È vero, anche a me. Eu chitarra tralasciata, non t'ho muro appiccata, non t'ho muro, ecco la risposta. A presto. Ecco, risposta fatta. Possiamo continuare a cantare se chi ne idea. Allora, ti fermo, ripidio. Io lo ripino. A casa per te, udioso per me, tutto si ne va, non si può parare. A casa per te, udioso per me, tutto si ne va e non si può parare. Per essere fatti con cuore, un sagusetto risenti, qualcosa che si ne muore, parla due spartimenti e si ne muore una maniera di campare uno con l'altro. Anche pure a strasiera, ma di spirito sano e salvo. A casa per te, udioso per me, tutto si ne va, non si può parare. A casa per te, udioso per me, si ne va e
si può parlare. Bravo, Osan, tu mi stupisci sempre più ba e più cantava. Chi ne Più io? buono, più parte il Avete falso. rimarcato, me ne sono migliorato. In tutti i casi si bella allegro quando tu Ah, canti. ascolta, a me Sì, un piacere tremendo per sì, me. una pittura a te solo. Poi è stato un piacere stava preguccia oggi con voi tutti, non ta tematica di a casa, ci siamo campati. Canzone magnifica, so sulla magnifica. Eravamo come in casa. Era Ah, è bello. veramente come in casa. Ci ricordiamo allora di ritrovarvi, cari telespettatori, per parte donna in canzone, in amicizia, riendo. E noi andiamo in deuletta. E tu vai in deuletto, noi cantiamo donna. A bedegi, babracciamo di A bedegi. cuore. E a presto. A presto.